Siamo alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per l'assemblea dei soci di Banca Prealpi, al centro l'approvazione del bilancio 2024. Presidente Antiga, approvato il bilancio 2024, si conferma una tendenza positiva con una crescita costante. Un 2024 è stato sicuramente importante per la banca, tanto è vero che questo rappresenta anche il miglior bilancio di sempre. Certamente ci sono state delle situazioni quali chiaramente i tassi BCE che hanno agevolato questo tipo di risultato, ma è frutto anche di una politica che viene da lontano della banca, sempre improntata alla prudenza ma all'attenzione anche nei confronti delle attività del mercato. Il mercato quindi nel 2024 è stato buono, positivo e quindi voglio dire la banca ha potuto cogliere in questo anche una positività proprio del territorio. Si conferma anche la bontà di un modello come il vostro che riesce a coniugare prudenza ma anche sviluppo, il tutto con un forte radicamento territoriale, quindi sostegno a famiglie, imprese e comunità locale. Noi siamo una banca del territorio come tale, quindi rappresentiamo i valori che ne escono dall'attività. Quindi credo che sia anche soprattutto la parte relativa agli impieghi che risultano essere in aumento del 3,3% e che è in realtà un andamento in controtendenza rispetto alle banche di tipo, come dire, la restante parte del mercato, sta a significare proprio anche a quanto noi crediamo nel fatto che se un territorio si sviluppa, se un territorio ha le imprese come elemento fondamentale, è un territorio vitale e noi dobbiamo soprattutto dare proprio forza e voce alla parte vitale del territorio di competenza. C'è anche una forte spinta alla sostenibilità. La sostenibilità è un tema che deve essere posto, ma non soltanto dalla banca, dal territorio, deve essere posto al centro dell'attenzione di tutti, perché noi viviamo in questo territorio qua e dobbiamo pensare che non siamo gli unici ad essere fruitori, dobbiamo mantenerlo per il futuro e un bilancio positivo nella sostenibilità vuol dire un bilancio che guarda il futuro, guarda le prossime generazioni, guarda l'attenzione a quello che è appunto un territorio che deve saper produrre anche in futuro con delle qualità che non devono impattare nei confronti della qualità della vita. Ci può dire due parole poi sulla destinazione dell'utile a scopo benefico? Anche questo rappresenta in effetti una straordinarietà. 6,5 milioni destinati alle erogazioni liberali rappresentano in realtà quello che noi vogliamo proprio restituire al territorio, soprattutto a questo grande territorio che esprime tanta solidarietà e quindi è giusto che questa solidarietà, l'associazionismo ai bisogni, diciamo così, della gente abbiano un'attenzione particolare. È credo proprio un messaggio importante che noi diamo di vicinanza, è un messaggio importante che diamo anche di speranza, diciamo così. Siamo qui per contribuire ad un territorio che dà molto ma ha bisogno anche di ricevere.